Andiamo a Robbio, nel Pavese, dove il sindaco ha deciso di sottoporre tutta la popolazione a test. Vediamo perché con Cristiana Palazzoni. L'ultimo baluardo di Robbio è questo palazzetto dello sport. Il sindaco ha chiamato a raccolta i suoi cittadini. Io sono stufo di vedere morire le persone nelle proprie case. A Robbio ci sono già stati troppi morti, troppe morti sospette. Per questo l'impianto sportivo è stato trasformato in laboratorio d'analisi. Si può accomodare di là per il prendere. Grazie. Esami del sangue per rilevare anticorpi e la positività al coronavirus, tutto su base volontaria. Se so di essere positivo prendo le mie precauzioni, se so di essere negativo sono più tranquillo per me e la mia famiglia. Tamponi non se ne fanno più e così l'unico modo per non perdere tempo è fare questo test attraverso un laboratorio privato, 45 euro a testa. Molti hanno pagato anche per chi era in difficoltà. Abbiamo aziende intere che stanno facendo fare presso le loro aziende il test sierologico ai dipendenti, abbiamo le case di riposo che l'hanno fatto fare a tutti gli ospiti e abbiamo anche tante forze dell'ordine, medici, infermieri, che vengono qui e ci ringraziano perché almeno noi diamo questa opportunità. In paese ci sono 27 positivi, 4 i decessi, ma i contagiati potrebbero essere molti di più. Obiettivo del sindaco: far emergere il sommerso e circoscrivere in modo più efficace l'epidemia. Io sono solo il primo cittadino che rappresento 6.000 persone, è stato un lavoro fantastico fatto dai nostri volontari e sono proprio loro che ci danno la forza di andare avanti con tenacia perché abbiamo delle persone fantastiche in questo comune. L'ospedale Sacco di Milano